Ferragosto anche in carcere per iniziativa dei radicali, una delegazione è giunta anche in Veneto. Al Due Palazzi di Padova c'è il doppio dei detenuti rispetto alla capienza. Problemi di sovraffollamento anche al Santa Bona di Treviso. Diana Paoli. Sono 281 i detenuti nel carcere di Treviso, più del doppio rispetto al limite consentito di 134. Anche la soglia massima di tolleranza, che è di 187 persone, è stata ampiamente superata. Una situazione molto simile a quella di tutte le altre carceri del Veneto e del resto d'Italia. Ma la situazione in Veneto è particolarmente grave perché c'è quasi il doppio delle presenze rispetto a quelle che legalmente sarebbero consentite, il che va non soltanto contro la nostra Costituzione ma anche contro la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il senatore Perduca fa parte di una delegazione di politici appartenenti ai vari schieramenti che durante questo weekend di Ferragosto sta visitando tutti gli istituti penitenziari della regione. Si tratta della seconda edizione di un'iniziativa a carattere nazionale promossa dai radicali per richiamare l'attenzione sulla gravissima situazione di emergenza in cui si trovano gli istituti di pena italiani. La legge italiana impone, proprio perché l'Europa così ha deciso, che ci siano almeno 3 metri quadri per detenuto e quindi denunceremo alla Corte Europea dei Diritti Umani questa violazione. Il sovraffollamento accompagnato da un insufficiente numero di agenti penitenziari è un problema che si aggrava sempre di più. In crescita anche il numero dei suicidi, 41 i detenuti che si sono uccisi dall'inizio del 2010 ad oggi.